Buonasera e benvenuti al Pala Santa Filomena di Chieti. Sta cominciando in questi attimi Acqua e Sapone Unicross Real Rieti, la 18ª giornata del campionato di Serie A Futsal, la 7ª giornata del girone di ritorno. Leggiamo velocemente le formazioni. Il Real Rieti, squadra ospite con Putano, Esposito, Stentella, De Michelis, Geffe, Joao Signo, Kakà, Abdala, Nicolodi, Jefferson, Pandolfi, Guash e i portieri Micoli e Relandini. Allenatore il signor David Festuccia. I padroni di casa dell'Acqua e Sapone con Mammarella, Ercolessi, Lima, Liviero, Marrazzo, Cuzzolino, Murillo, Calderolli, Lucaian, De Olivera, Fiusa, Casassa, Coco Wellington e Avellino. Allenatore signor Tino Perez. Ecco il fischio d'inizio del match. Arbitrano Morabito di Vercelli, Oliviero di Pesaro, il crono è di Vito dell'Aquila. Subito la pressione di Lucaian, Lima il sinistro, trova Murillo sul secondo palo. La postura del capitano non è giusta per calciare in porta, allora si salva il Rieti dopo soli 2 secondi di gioco. Una bella premessa per questa partita, una partita importantissima anche per i risvolti sulla classifica della Serie A, perché il Pesaro ieri ha vinto nell'anticipo 2-1 sull'Eboli, si è portato a -2 dalla vetta occupata dall'Acqua e Sapone, mentre il Rieti a 31 ha davanti il Maritime che sta giocando adesso a Dosson contro la Came, e anche il Napoli che vincendo ieri con il Civitella è salito a 33 punti con una partita ancora da recuperare, la trasferta di Catania contro il Meta. Ecco passaggio filtrante di Murillo per Lima, Micoli si avventa con i piedi fuori dall'area di rigore, oggi tocca a lui difendere i pali del Real, non a Putano. Si replica dopo 2 mesi esatti dall'ultimo precedente tra Acqua e Sapone e Real. Qui al Pala Santa Filomena l'8 gennaio scorso il Rieti ha vinto 5-3 il quarto di finale della Coppa della Divisione, centrando la qualificazione alla Final Four. Proprio in questi 2 mesi è stato assente da quella sera del Pala Santa Filomena Douglas Nicolodi, che rientra oggi, si scalda a bordo campo. Douglas Nicolodi per un infortunio al polpaccio avvenuto proprio nei primi minuti di quella partita. 2 mesi di stop per lui, oggi il ritorno tra i convocati. Ancora il sinistro di Lima dal limite, Jefferson tampona e fa ripartire Joao Signo, cerca Kakà sul lato sinistro. Con un'azione di questo genere il Rieti segnò proprio con Kakà un gran gol nella partita dell'8 gennaio. David Festuccia oggi rinuncia a Alemao, squalificato fino alla fine della regular season dopo i fatti della Final Four, mentre invece manca per un turno, solo per un turno, Scimanghigno. Ovviamente out anche Rafinha per infortunio, ha seguito il riscaldamento dalla panchina con il team manager Marco Biagini, non si è neanche scaldato. Attenzione a Geffe, Kakà. Rieti smaltito lo spavento dei primi secondi di gioco, sta prendendo possesso del campo e ora manovrano i giocatori del presidente Pietro Paoli in divisa total rosso oggi. Kakà col destro tamponato anche lui da Lucaian. Rimessa in attacco per il Rieti. L'Acqua e Sapone oggi rinuncia a Jonas Pinto, problemi ad una caviglia, sta recuperando per la Final 8, salterà anche la trasferta di Eboli della prossima settimana. Si è scaldato con la squadra ma non sappiamo se sarà in grado di prendere parte alla partita. Fabrizio Calderolli è in panchina ma non ha tolto neanche la felpa della tuta dopo aver fatto il riscaldamento. Difficile che, attenzione a questa palla in mezzo di Jefferson per Geffe, scusate il gioco di parole, non ci arriva l'esperto numero 8 ex del Bisceglie. Murillo allarga per Lima sul lato sinistro, Lima fa girare la squadra, Lucaian, Ercolessi all'indietro per Lima, ancora un appoggio per Lucaian, Rieti corto nei propri 10 metri, qui Lima, poi Lucaian
quasi a colpo sicuro, c'era anche Lima sul secondo palo. Ancora pericolosa l'Acqua e Sapone, seconda palla gol della partita per la squadra di Tino Perez. Qui Lima, Micoli con i piedi fa ripartire il Real. Jefferson prova a puntare Ercolessi che difende bene, poi Mammarella, giocata di fino sul pressing di Jefferson. L'Acqua e Sapone mantiene il possesso del pallone. Una partita difficile contro una squadra che ha gran qualità soprattutto in termini offensivi, ha detto Perez alla vigilia. Ovviamente c'è anche il primo fallo di Jeffe su Lucayan, primo fallo del Rieti. Sono passati 2 minuti e 58 secondi. Ricomincia la manovra dell'Acqua e Sapone. Ercolessi, Murillo apre benissimo per Lima, stop di petto, poi pallone sporcato, chiedeva l'angolo l'Acqua e Sapone, poi il rinvio di Micoli per Cacà, completamente fuori misura. Cacà si arrabbia col suo portiere. Ovviamente per il Rieti è una partita importantissima nella corsa al miglior piazzamento nella griglia dei playoff. In questo momento la squadra di Festuccia sarebbe quinta. La prossima settimana ospiterà al Pala Malfatti il Napoli in un autentico anticipo dei playoff, un altro scontro ad alta quota di questo campionato. Fare punti in tutte e due le partite significherebbe sicuramente essere tra le prime 4 nella griglia degli spareggi. Tanto l'apertura di Lucayan per Lima fuori misura, rimessa laterale del Rieti che va a battere Joao Signo. La serve a Micoli che rinvia lungo con i piedi cercando Cacà, e questa è una delle principali chiavi del gioco del Rieti, la palla lunga per il pivot, cercando anche di farla arrivare alle spalle della difesa dell'Acqua e Sapone. Vedete che Ercolessi cerca di non perdere di vista Cacà e non concedergli metri alle sue spalle. Joao Signo scambia con Cacà, poi Cacà invece decide di fare tutto da solo, perde palla ma Ercolessi la recupera e poi la perde di nuovo. Murillo di testa anticipa ancora Cacà, vedete i frequentissimi rinvii, palloni lunghi per il pivot del Real Rieti, mentre l'Acqua e Sapone ribalta il fronte con Lucayan che appoggia a rimorchio per Lima. Ancora un tiro rimpallato in fallo laterale in zona d'attacco, fa il suo esordio nel match Leandro Cuzzolino con il numero 7, tocca subito il primo pallone. Ancora Murillo per Lucayan, prova a girarsi Lucayan, difende il pallone, guadagna una rimessa laterale in attacco. Pronti ad entrare gli altri 3 giocatori di Tino Perez, De Oliveira, Avellino e Coco Wellington. Coco Wellington che ha osservato un turno di stop per squalifica dopo l'espulsione di Pesaro. Qui il sinistro di Cuzzolino contro il Napoli, dicevamo, stop per Coco Wellington dopo una serie interminabile di partite giocate. Giocatore fondamentale negli equilibri della squadra di Perez in entrambe le fasi del gioco. Qui Joao Signo di prima, Ammarella riparte da Lima, è entrato in campo anche Luciano Avellino e ora eccolo anche Coco Wellington. Cambia ancora, non ha ancora cambiato tutto il quartetto Perez, manca ancora Giulio De Oliveira che aspetta che si avvicini Lucayan per fare cambio tra i due pivot. Tanto è entrato anche Abdala nel Rieti. Cuzzolino si difende dalla pressione di Jefferson, pressione veemente di Jefferson, e poi la decisione di Oliviero Di Pesaro che fischia fallo contrario
mentre Cuzzolino difendeva il pallone, Jefferson sbracciava, Oliviero ha fischiato fallo per il Rieti. Cuzzolino gli dice: come fai a fischiare questo fallo contro di me? Questa è la decisione. 1-1 il conto dei falli, 5 minuti e 13 passati in questo primo tempo. Punizione in attacco di Abdala, finta di Abdala, fa partire Esposito, poi Jefferson, libera ancora Esposito, oggi capitano del Real. Cuzzolino, Coco, Avellino, De Oliveira, ora concretizzato l'ultimo dei 4 cambi. Qui Coco alza il pallone bene per Cuzzolino, che poi mastica la conclusione da terra. Il pallone stava rimbalzando, non calcia pulito. Micoli era uscito un po' a vuoto. Qui sbaglia Jefferson. Coco serve Avellino, tocco intelligente. Avellino prova a scavalcare Micoli, che ribatte anche con il volto, carica i suoi. Bravissimo Micoli in questo caso a non perdere centimetri tra sé e Avellino, chiudere lo specchio per calciare. Qui ancora Avellino, il destro sporcato, Morabito indica il calcio d'angolo, va Cuzzolino alla battuta. Partita bellissima in questi primi 6 minuti e 2 secondi che sono trascorsi. Battuta lunga, ma c'è Esposito che capisce tutto. Allora De Oliveira riparte. Cuzzolino, Avellino. Cuzzolino prova a liberarsi di Abdala, poi Esposito pulisce mandando la palla in fallo laterale. Cuzzolino fa ripartire l'acqua e sapone con calma, giocando indietro. Ancora Avellino, Cuzzolino, una bella palla per Coco che non ci arriva, intuisce all'ultimo Coco questo passaggio. Allora il Rieti può ripartire. Avellino incollato a Cacà, l'ennesimo rinvio, questa volta lungo però di Micoli. De Oliveira prova a girarsi, lo fa molto bene sul destro, trova un'ottima risposta di Micoli. Ancora molto bravo Micoli, salva il Real su questa girata di Giulio De Oliveira. Qui poi Micoli, stanno per scadere i 4 secondi, allora regala la palla all'Acqua e Sapone Unigross. 6 minuti e 58 sono già trascorsi, 0-0, 1-1 il conteggio dei falli. Ricomincia l'azione dell'Acqua e Sapone Unigross. Per prendere fiato bisogna solo sperare che la palla esca o che si fermi il gioco, perché la partita è iniziata in maniera vibrante e continua ad esserlo. Qui De Oliveira capisce tutto, ruba questo pallone, però poi non lo gestisce bene, non permette ad Avellino di controllarlo. Ora può ricominciare il Rieti. Ancora una battuta lunga per Cacà, che però questa volta è venuto a metà campo a ricevere il pallone, fa ricominciare il Real. È tornato in campo Douglas Nicolodi, perde il primo contrasto con Cuzzolino, tanto esce Jefferson che ha già dato tantissimo e torna in campo Abdala, pronto a rientrare in campo anche Jeff, vedremo al posto di chi. Approfittano i due allenatori di tutti gli uomini a disposizione. Una partita che si preannuncia molto dispendiosa. Qui Cuzzolino calpesta il pallone, arriva un po' in ritardo.
deve commettere inevitabilmente un fallo anche di esperienza, il secondo della partita, calcio di punizione per il Rieti a metà campo. Jeff riattiva Joaosinho che non passa su Coco Wellington, rimessa laterale per il Real. Joaosinho, Jeff all'indietro per Kaká, Kaká prova a girarsi, fa tutto da solo, viene murato dall'Acqua e Sapone. De Oliveira riparte, veloce per Avellino, pallone un po' lungo, Avellino ci arriva in estirada, prova a calciare sulla linea, si salva il Real. Buona ripartenza dell'Acqua e Sapone a tutta velocità di De Oliveira. Qui prova ancora a fare tutto solo, poi controlla il pallone, sterza, fa ripartire Avellino. Ora Cuzzolino, Mammarella lo avvisa di essere ultimo, Coco si accentra, non riesce a calciare. Kaká riparte, Cuzzolino con una scelta di tempo perfetta, lo anticipa. Joaosinho a battere, chiama uno schema. Jeff, Kaká, Avellino, duello. Nicolodi prova a fare tutto solo, Lima non glielo permette, Coco scambia con De Oliveira, ancora Lima! Illusione del gol, palla uscita di pochissimo. Tornato in campo Lima, subito trama di gioco molto molto pericolosa, quella dell'Acqua e Sapone. Ancora Lima, un bellissimo anticipo su Nicolodi, poi scappa via De Oliveira, si gira, fa tutto solo, gran tiro, poi Jefferson tocca il pallone, Micoli lo prende con le mani, protestava l'Acqua e Sapone ma non è un retropassaggio volontario. Un altro momento di grande accelerazione del match da parte dell'Acqua e Sapone, con il Rieti ancora una volta chiuso davanti alla propria porta, che riesce però a contenere, a limitare i danni. Se ne sono andati intanto 9 minuti e 15 secondi, quasi metà di questo primo tempo. Qui c'è Jefferson, l'arbitro non fischia fallo, Lima si rialza e recupera il pallone. Jefferson, giocatore molto dinamico, molto rapido, il brevilineo, ex Luparense e Benfica, e spesso i suoi interventi sembrano fallosi ma in realtà non lo sono, è proprio un modo strano il suo di giocare, ma è un giocatore molto corretto. Qui Murillo allarga il piattone e segna il gol dell'1-0. 9 minuti e 44 secondi. Murilo Ferreira, Acqua e Sapone Unigros 1, Real Rieti 0. Un gol, per quello che si è visto finora, meritatissimo dei padroni di casa. Murillo dedica il gol a mamma Rita e al papà che sono venuti dal Brasile a vederlo, sono qui in tribuna. Si sblocca il match. Si sblocca il risultato al Pala Santa Filomena. Acqua e Sapone Unigros 1, Real Rieti 0. Ha segnato il capitano Murilo Ferreira.
poco prima del 10° minuto, 9:16 per la precisione. Abbiamo detto un gol, per quello che si è visto finora, abbastanza meritato, perché l'Acqua e Sapone aveva creato i presupposti per segnare già nei minuti precedenti, non c'era riuscita, un po' per bravura di Micoli, un po' per questione di centimetri. Ora trova il gol, vedremo come il Rieti riuscirà ovviamente a impostare la propria reazione. Sicuramente ne guadagneremo noi spettatori e anche voi che seguite la diretta streaming, perché la partita era già bellissima sullo 0-0, figuriamoci ora cosa ci aspetta. Qui Cacà, bellissimo aggancio e destro di prima intenzione, Mammarella, la prima vera parata di Mammarella, poi Lucayan che sbaglia il rilancio, regala il pallone a Jeff prova a servire Cacà, Lima recupera, ma si incoraggiano i giocatori del Rieti, ovviamente una squadra che al di là delle assenze è in fiducia, ha trovato sicurezze, ha già vinto un trofeo in questa stagione, punta al massimo come giusto che sia con questo roster. Murillo, Lima, Ercolessi è ultimo, serve Lucayan che prova a girarsi, lo fa con un tocco morbido. Che bravo Cacà qui a seguire l'azione, a capire quello che avrebbe fatto il suo collega pivot dalla parte opposta. Salva il Real Rieti, Festuccia chiama il time out. Si torna in cronaca dopo il time out, 8 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Lima, ancora Micoli, uscita provvidenziale, prende il tiro in pieno ventre, il portiere chiede di fermare un attimo il gioco. Torniamo in diretta, Ercolessi, rimessa laterale ancora per Murillo, palla lunga per Lima che calcia al volo, Micoli ci mette una mano, non era sicuro, non ha visto se c'erano giocatori avversari nelle vicinanze, allora si salva mettendo la palla fuori. Ora ancora Murillo, controlla il pallone Murillo, duella con Cacà, poi riparte da Ercolessi. Ercolessi in profondità per De Oliveira, qui prende una spinta di Jeffe, Jefferson protesta e Morabito questa volta dice di non parlare troppo.
Calcio di punizione, Ercolessi, sinistro forte, Micoli blocca, però era sulla traiettoria del pallone. Ora Jefferson, la palla passa sotto le gambe di Murillo. Primo fallo della partita, dice Murillo, ma l'arbitro lo ammonisce. Paga per la velocità ovviamente con cui Jefferson si era lanciato questo pallone. Terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigros, secondo per ora per il Rieti, 3-2, quindi situazione falli con 7 minuti e 45 di questo primo tempo ancora da giocare, sono tanti. Punizione di Jefferson, molto telefonata tra le braccia di Mammarella. Riparte l'azione dell'Acqua e Sapone di Oliveira, sbatte ancora contro Jefferson. Ora la rimessa laterale per l'Acqua e Sapone che può ricominciare. De Oliveira, ancora un buon pallone per Ercolessi, poi Lima. De Oliveira difende il pallone con esperienza, lo fa sbattere contro lo stinco di Nicolodi e guadagna un'altra rimessa in zona d'attacco. Ancora possesso del pallone per la squadra di Tino Perez. Murillo lo difende dall'attacco di Josinho. De Oliveira, spalle alla porta, ancora all'indietro per Ercolessi che carica il sinistro. Esce Cacà su questo tiro. In campo ora Cuzzolino. De Oliveira ancora una volta calcia addosso un avversario, guadagna un'altra rimessa che proprio lo stesso Cuzzolino va a battere. Continua a fare possesso l'Acqua e Sapone, qui si abbassa Cuzzolino per ricevere da Mammarella, fa ripartire i suoi. Lima, palla bellissima l'idea di Cuzzolino, Avellino non lo segue sul secondo palo. Qui il pressing di De Oliveira su João Signo impedisce al Rieti di ripartire. In campo da molto ormai il capitano del Rieti, numero 3 Esposito, che Stuccia lo ha consacrato ormai come un titolare della formazione reatina. Ovviamente mancando diversi protagonisti oggi dovrà anche sacrificarsi Esposito, giocare più del solito forse. Tanto il Rieti riparte, Cacà attiva João Signo che si allunga un po' il pallone ma poi ci arriva, calcia forte sul primo palo, Mammarella copriva ma la palla sbatte sul legno, torna in campo, non ci si ferma mai, riparte adesso l'Acqua e Sapone che ribalta il fronte con Cuzzolino, De Oliveira, ancora una difesa energica del pallone. Jeff fa scorrere la palla in fallo laterale, fa rifiatare tutti per qualche secondo. 5 minuti e 50 alla fine di questo primo tempo. Esposito lungo per Coco che anticipa tutti, poi Avellino esce male su João Signo, Cacà forte con il sinistro, Mammarella si immola, allarga la mano, devia in angolo. Nell'uscita Mammarella sente un leggero fastidio alla caviglia, si sistema, chiede di aspettare un attimo, facendo anche allo staff medico di stare tranquilli. Poi Cacà al volo col destro, non colpisce bene il pallone, Coco fa ripartire l'Acqua e Sapone, Avellino
sterzata di Avellino, bellissima, poi Coco per Cuzzolino, perde l'attimo Cuzzolino contro Esposito, fa ripartire il Real. Qui Josinho, Cuzzolino da terra lo frena, si prende un giallo che c'è, e anche il quarto fallo dell'Acqua e Sapone, quindi ammonito Cuzzolino. Dopo 14 minuti e 37 secondi del primo tempo. Situazioni falli, quindi 4-2 adesso per l'Acqua e Sapone Unigross. Calcio di punizione in zona d'attacco, Josinho lascia per un attimo il campo, fa entrare di nuovo l'indiavolato Jefferson, lo chiameremmo. Kakà carica il destro, calcia direttamente lui in porta, trova un muro di maglie, sia quelle avversarie che quelle dei suoi compagni. Poi Micoli, un altro rinvio sbagliato da Micoli, tante buone parate ma la gestione del pallone del portiere pugliese non è ottimale sicuramente. Più volte è stato richiamato dai suoi stessi compagni per qualche rinvio frettoloso. Qui Cuzzolino, Coco ancora profondo per Lucayan, ferma tutto Lucayan, osserva i compagni, poi cerca Cuzzolino, trova una deviazione di Josinho, rimessa laterale in attacco. Avellino, Lucayan controlla il pallone, poi fa salire Cuzzolino, calcia addosso a Kakà. Cuzzolino, qui Abdala ci mette una mano per fermare questo passaggio, si becca il giallo. Ammonito Gonzalo Abdala, terzo fallo del Real e calcio di punizione per l'Acqua e Sapone. 4 minuti e 47 alla fine del primo tempo. Coco carica il sinistro direttamente lui senza cercare i compagni sul primo palo, forte e basso il pallone. Micoli bravo ancora una volta a parare senza grandi problemi. Qui Avellino, scivola Avellino, finisce per commettere il quinto fallo dell'Acqua e Sapone Unigross. Si becca anche il giallo Avellino, è scivolato sul pallone ma ovviamente ha trasformato l'intervento in una situazione pericolosa per l'avversario. Ammonito quindi anche Avellino. 4 minuti e 25 secondi alla fine di questo primo tempo. L'Acqua e Sapone ora gioca con la spada di Damocle del quinto fallo. Vedremo se la squadra di Tino Perez riuscirà a gestire questo finale di tempo senza concedere al Rieti il tiro libero. Comunque ha preso già 3 cartellini gialli la squadra di casa. Coco, Lucayan, buono il pallone per Coco, però non c'è il rimorchio di Cuzzolino. Jeff fa ripartire Rieti, va tutto da solo. Jeff calcia verso la porta, diventa quasi un assist il suo tiro.
Joao Signo da 1 metro di testa non trova lo specchio, allora Mammarella allunga per Lucayan che controlla la palla benissimo. Micoli gli sporca il tiro di piatto destro che era il 2-0 inventato da Mammarella per Lucayan. Provvidenziale ancora Peppe Micoli, 3 minuti e 50 all'intervallo. Coco, stop di petto, all'indietro per Avellino. Cuzzolino, Lucayan, palla ancora per Cuzzolino, tiro rimpallato, finisce direttamente tra le mani di Mammarella che guarda ancora Lucayan, però questa volta preferisce ricominciare da Coco. Sarà rimessa laterale, 3 minuti e 31 all'intervallo finale di primo tempo ad alta tensione. 5 falli per l'Acqua e Sapone Unigros, 3 per il Rieti, già 4 cartellini. L'avevamo detto all'inizio, partita veramente piena di emozioni. Qui Abdala frena lo scatto di Lima, palla finisce fuori, riparte il Rieti. Nicolodi, Jefferson ricomincia da Micoli che non ci arriva, allora Abdala rinvia lungo per Joao Signo contro Lima, 1 contro 1, calcia lui Joao Signo, aveva mirato all'incrocio dei pali, ci va molto vicino il numero 11 del Real. Murillo, De Oliveira, Coco, il taglio di De Oliveira, bravo Micoli a capire tutto, scombatte sull'out sinistro proprio sotto la nostra postazione, rimetterà da fallo laterale Gonzalo Abdala con il numero 15, riparte da Jefferson, fa girare adesso il pallone il Real Rieti. Nicolodi tenta l'1 contro 1 con Lima, Lima capisce tutto, devia il pallone in fallo laterale, 2 minuti e 38. Jefferson sinistro, calcia con l'infradito Jefferson in questa situazione. Murillo profondo per De Oliveira che si gira bene, aspetta l'arrivo di Lima, ancora Lima e De Oliveira, poi il retropassaggio per Mammarella non riesce, l'Acqua e Sapone concede una palla in attacco al Real, 2 minuti e 23, ci separano dall'intervallo. Jefferson, fallo laterale vicino alla panchina dell'Acqua e Sapone, appoggia su Abdala ma Mammarella si trasforma nell'ultimo difensore, esce e prende il pallone con le mani. Ricomincia l'Acqua e Sapone, Ercolessi, Lima, Murillo, la pressione di Joao Signo su Murillo, Murillo dice a loro non ammonisci nessuno, il tanto però è il quarto fallo del Rieti a 2 minuti e 05 dall'intervallo. Qui sull'uscita pressing dell'Acqua e Sapone Joao Signo entra in maniera un po' irruenta su Murillo, 50% in questi casi c'è giallo, 50 no. Oliviero Di Pesaro ha detto di no, ma il fallo c'è la punizione per l'Acqua e Sapone Unigros, la sta per battere Ercolessi, la batte lui, De Oliveira, scambiano nello stretto i nerazzurri. Murillo poi prova a cambiare il campo, trova invece Kakà che si allarga, manda a terra Ercolessi. Murillo sradica il pallone dai piedi di Abdala, fa partire un 2 contro 1, serve Lima, Lima appoggia all'indietro per De Oliveira, Abdala salva il Real, ripartenza 3 contro 2 dell'Acqua e Sapone. Questa era una palla che andava sfruttata meglio
poi Ercolessi sotto le gambe di Micoli che si siede letteralmente sul pallone. 1 minuto e 30 secondi alla fine di questo primo tempo. Restate collegati perché c'è ancora da vedere qui Lima, grande destro che andava all'incrocio, Micoli vola e c'è angolo per l'Acqua e Sapone. Primo tempo splendido di queste due squadre, il pubblico sta seguendo incollato ai seggiolini del Pala Santa Filomena, oggi tra l'altro pieno in ogni ordine di posto per questo big match della Serie A Futsal. Ci sono anche rappresentanti dei tifosi del Real Rieti che hanno approfittato della trasferta e della bella giornata. C'è la scuola calcio dell'Acqua e Sapone Nigrosso al gran completo, quindi una bella cornice di pubblico. Lima, Ercolessi, De Oliveira amministra lui questo pallone, fa ricominciare Murillo, ancora De Oliveira, si appoggia a Mammarella, Mammarella ricomincia da Murillo, palla lunga di Murillo, De Oliveira non ci può arrivare con la testa, sporca soltanto il passaggio, riparte Micoli dal fondo con le mani, ma Murillo anticipa Cacà con il petto, poi si allunga un po' questo pallone, lo regala a Geffe che si ritrova quasi a tu per tu con Mammarella, ma calcia da lontano. Mammarella lo aspetta sul primo palo, ribatte il pallone. Momento di difficoltà questo dell'Acqua e Sapone Nigrosso, il Real preme, il quinto fallo non permette ovviamente di difendere al massimo delle proprie possibilità alla squadra di Perez, ma mancano 32 secondi all'intervallo. Ercolessi, Lima, De Oliveira, ancora Ercolessi, la palla doveva arrivare a De Oliveira ma è troppo corta, recupera questo pallone ancora l'Acqua e Sapone Nigrosso, Murillo, De Oliveira guarda il movimento di Lima, Lima non riesce a superare Esposito che fa ripartire il Real, ultimi secondi del primo tempo, bravissimo Ercolessi qui, decisivo, poi capisce che il tempo è finito, calcia di sinistro, Micoli para, fine primo tempo, piccola pausa per noi dal Pala Santa Filomena. Si torna in diretta dal Pala Santa Filomena, è iniziato il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigros, Real Rieti si ricomincia dall'1-0 firmato da Murillo a metà del primo tempo, ora 0 falli ma l'Acqua e Sapone Unigros ha 3 ammoniti, 1 il Real, il primo tempo è stato letteralmente scoppiettante, davvero una partita molto spettacolare, il solo gol visto finora forse non rende pienamente giustizia allo show che hanno regalato queste due squadre agli 800 spettatori dello palazzetto di Chieti. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo. Qui Luca Ian fa partire Murillo che cambia subito il campo per Ercolessi, Ercolessi contro Cacà, sterza Ercolessi, poi col destro indeciso sul da farsi trova la soluzione peggiore. Real Rieti che oggi rinuncia, come avevamo detto, agli squalificati Alemao e Scimanghigno e anche all'infortunato Rafinha. Nella lista dei 14 di Festuccia ci sono anche il terzo portiere Relandini, i giovani Stentella, De Michelis e Pandolfi, anche il giovane 99 Abdul Gouache con il numero 4. Nell'Acqua e Sapone invece assente Jonas per infortunio, anche Calderolli ha svolto il riscaldamento con i compagni, è andato in distinta ma non ha neanche tolto la felpa della tuta da allenamento, quindi
pensiamo che non farà parte di questa partita. Qui Jefferson ruba il pallone a Murillo, poi prova a scappare a Lima, si allarga, Mammarella gli copre un po' la visuale, calcia con il destro e non col sinistro e sbaglia tutto. Da quella posizione Murillo con l'altro piede, prima invece aveva segnato il gol del vantaggio. Comunque la prima chance di questo secondo tempo è del Real Rieti dopo 1 minuto e 20. Qui palla per Lima, che calcia di prima col sinistro, il piatto al volo, festeggia con i tifosi dell'Acqua e Sapone Unigros e poi con i compagni. 2-0 di Gabriel Lima dopo 1 minuto e 14. Il gol di Lima dopo 1 minuto e 14, ora spacca la partita Lucayan, ancora per Lima, gran palla di Lucayan, qui Lima davanti a Micoli, calcia di prima intenzione con il piatto sinistro addosso al portiere, vicina al terzo gol l'Acqua e Sapone Unigros dopo qualche istante, momento di sbandamento del Real Rieti. Lima prova a ricambiare il favore a Lucayan sulla parte opposta del campo, Lucayan difende il pallone, ferma tutto, poi passa la palla all'indietro proprio al numero 3. Si muovono i giocatori di Tino Perez sul parquet, Lima, Ercolessi, Lucayan prova a saltare Jeffe, mette alla fine il pallone in fallo laterale, rimessa per il Real Rieti. Josinho pressato da Murillo, butta il pallone in fallo laterale, ancora Lima, questa volta col destro, c'è Jeffe a proteggere Micoli, si arrabbia Jeffe con Josinho che aveva regalato questa rimessa in attacco all'Acqua e Sapone. Josinho allarga le braccia, non c'è un bel clima adesso tra i giocatori di Festuccia, il 2-0, attenzione qui al destro aereo di Lucayan, che botta, ora riparte il Real, ripartenza veloce, Kakà, Ercolessi va a contrastare Josinho, chiede la rimessa laterale ma è per il Rieti ed è angolo, infatti Josinho poggia il pallone proprio sulla posizione dell'angolo, riparte il Real, Jeffe lo va a pressare Lucayan, Josinho sbaglia tutto, Lima fa ripartire i suoi, Lucayan aspetta i movimenti dei compagni, poi va a fare tutto solo, pallone sporco nell'area, ancora Jeffe lo spazza via e urla contro i propri compagni. Lima, la rimessa dall'angolo lunga per Avellino. Cuzzolino, Lucayan, ancora per Lima, Lima di testa, prova ad appoggiare a Cuzzolino, arriva con un attimo di ritardo, allora Josinho fa allungare la squadra del Rieti, Nicolodi sbaglia tutto, qui poi Abdala e Avellino si scontrano. Lucayan va a aiutare Avellino che ferma Josinho. Ora lascia il campo di nuovo a Capitan Esposito, Jeffe fa girare la squadra, trova proprio Esposito appena entrato sul lato sinistro, scusate, Abdala, perdonateci, che calcia col sinistro, Mammarella in due tempi para, riparte l'Acqua e Sapone, Coco Wellington con le mani dice ai compagni state calmi.
3 minuti e 40 secondi del secondo tempo sono già trascorsi, quindi ne mancano 16 e 20 in questo istante. Ancora un'eternità, attenti a Esposito che ruba questo pallone, va centralmente, appoggia a Nicolodi, Coco va a disturbarlo, riparte, fa ricominciare il giro palla il Real con Abdala. Jeff Esposito pressato da Cuzzolino, recupera il pallone l'acqua e sapone con il raddoppio di Coco e Lucayan. Lucayan che ora lascia il campo a De Oliveira, applaudito dai compagni. Grande inizio di secondo tempo del pivot dell'acqua e sapone. Cuzzolino amministra il pallone con il connazionale Avellino, poi Coco di prima, palla intercettata da Jeff che ha chiesto il cambio. De Oliveira fa ancora ricominciare i suoi compagni. È pronto Jefferson a dare il cambio a Jeff, scusate di nuovo il gioco di parole, qui Jeff che va giù contro De Oliveira che si gira e calcia col destro. Qui il movimento di De Oliveira che si gira per calciare in porta. Nessun problema per Jeff, che ora può uscire dal campo e lasciare il proprio posto a Jefferson. L'arbitro chiede di asciugare il parquet con lo spazzolone nel punto in cui è caduto Jeff. 15 minuti e 5 secondi alla fine della partita. Intanto Tino Perez manda a scaldare Fabrizio Calderolli, probabilmente il coach spagnolo ci smentirà concedendo qualche minuto al suo numero 9. Rieti restituisce il pallone all'acqua e sapone che aveva buttato fuori per permettere il soccorso a Jeff. Applausi, grande sportività tra le due squadre, tra le due società, c'è ovviamente un ottimo rapporto di stima e amicizia sportiva. Si gioca e non ci si risparmia neanche qualche colpo duro, ma tutto nell'ambito del massimo fair play, almeno per quello che si è visto storicamente tra l'Acqua e Sapone, Unigross e il Real Rieti. De Oliveira pressato da Jefferson, Abdala recupera il pallone, lo fa giocare a Micoli e poi Micoli lo riconsegna all'argentino che esce bene dal pressing. Poi Avellino, attenzione ad Abdala, il destro con la punta potente. Mammarella, non è una bella serata per questa per Luciano Avellino finora. Un'ammonizione in un fallo molto fortuito, ma ovviamente a rischio per l'avversario. Attenzione a Jefferson, sinistro a giro, c'è un reticolo di maglie bianche e rosse davanti a Mammarella, difficile far passare il pallone che finisce infatti in fallo laterale. Lo rimette in campo Kakà, indietro per Abdala. Abdala e Kakà scambiano al limite dell'area, Kakà calcia addosso a Cuzzolino che esulta. 14 minuti e 18 secondi alla fine della partita. Rimessa laterale in attacco per il Real. Sul pallone Abdala, lungo per Kakà, destro al volo, molto fuori dai pali di Mammarella. Riparte l'Acqua e Sapone. Avellino per Coco, Coco prova a far sfilare il pallone, invece Nicolodi lo stoppa. Poi con grande esperienza Coco calcia addosso al numero 21 del Real. Guadagna una preziosa rimessa nei 10 metri, poi però sbaglia il passaggio, regala il pallone ad Abdala, ancora il Real ad attaccare. Momento buono, poi Coco spazza via, fa ripartire Micoli. Buon momento del Real questo dopo il 2-0 di Lima. Qui Coco, pressing su Nicolodi, recupera il pallone, Coco! Meraviglioso! Coco Wellington, sempre lui il direttore d'orchestra, l'uomo in più di Tino Perez.
pressing su Nicolodi, controllo del pallone, tocco di sinistro che scavalca Micoli, 3-0 dopo 6 minuti e 16 secondi. Ancora in attacco l'Acqua e Sapone Unicross, dopo il 3-0 prova ancora a sfruttare il momento difficile del Real. Da squadra di Perez, Ercolessi, Lucayan concedono la ripartenza al Real. Cacà fermato da Ercolessi, poi Nicolodi porta a spasso due giocatori, calcia col sinistro, trova Mammarella. Possesso del Real con Jeffe, poi Jefferson, passaggio sporcato, Lucayan appoggia all'indietro per Mammarella che spazza dalle parti del suo collega. Micoli, riparte ancora l'azione del Real. 12 minuti e 30 alla fine della partita. Acqua e Sapone Unicross 3, Real Rieti 0. 0-0 il conteggio dei falli nel secondo tempo. Ora abbastanza scuro in volto il presidente Pietro Paoli in tribuna. Intanto il Rieti prova a reagire, Cacà spinge Ercolessi che protesta con l'arbitro Oliviero Di Pesaro, ma non c'è fallo per il direttore di gara marchigiano. Allora ricomincia l'Acqua e Sapone Unicross. Cacà cerca, Lucayan cerca di nuovo Lima, palla lunga, 12 minuti alla fine del match. Real ora in un momento di grande difficoltà ad uscire, comincia a farsi sentire anche la fatica ovviamente, quindi più passeranno i minuti più probabilmente per Festuccia la soluzione sarà il portiere di movimento, almeno stando con questo risultato. Murillo fermato da Jeffe, Lucayan al volo col sinistro, Jeffe continua ad urlare ad Abdala, posizionato male nella fase difensiva. Murillo, palla in mezzo, ancora Jeffe, sempre lui al centro dell'area a tenere in piedi la baracca difensiva del Real. Lima lasciato solo questa volta e Mammarella come un treno su Jefferson, spazza fuori, chiede scusa al pubblico. Rimessa laterale del Rieti, Jeffe, Esposito, Abdala, non controlla, Abdala si porta fuori il pallone, Murillo riparte subito. Ercolessi, Lima, ancora Murillo chiama un movimento, Lucayan si abbassa per ricevere il pallone, qui sbagliano il fraseggio, regalano al Real una palla gol clamorosa. Joaozinho da 1 metro e spiccioli davanti a Mammarella, calcia incredibilmente fuori dallo specchio della porta. Questo forse è il manifesto della serata del Real Rieti. Comunque continua a cercare di imbastire l'azione che possa riaprire questa partita la squadra di Festuccia, e mancano 11 minuti che, sapete bene appassionati di futsal, sono un tempo lunghissimo. Primo fallo di questo secondo tempo fischiato al capitano dell'Acqua e Sapone Murillo Ferreira, che dice che fallo è. Erano spalla a spalla i due giocatori.
Tant'è, primo fallo della partita, 10:57 alla fine del primo tempo. È entrato intanto per questi 10 minuti finali Fabrizio Calderolli, subito cercato da Murillo, la palla un po' troppo lenta, poteva essere una grande chance per l'Acquesta Polo Unigros. Qui il lancio colpisce le braccia di Calderolli ed è calcio di punizione, secondo fallo dell'Acquesta Polo Unigros. Andiamo intanto ad aggiornarvi anche su quello che succede a Dosson. La Kame sta battendo 3-1 il Maritime, partita che si gioca in contemporanea a questa, con i gol di Schiocchetti, De Matos e Igor, gol di Crema per i siciliani. Questo è un risultato che può fare molto comodo a Rieti se la situazione qui non dovesse migliorare. Mammarella per Cuzzolino, qui un altro pallone giocato male da Cuzzolino, anche per lui non è una gran serata dopo il fallo e l'ammonizione subiti nel primo tempo. Coco, ancora un pressing vincente su Esposito, che comunque costringe il Real a rimanere nella propria metà campo. Poi è Jeff a provare il varco per uscire dal pressing dell'Acqua e Sapone. Kakà sporcato da Coco, rimessa laterale. Entriamo ufficialmente nell'ultimo quarto di partita, 9:54 alla fine del match. Mammarella lungo per Cuzzolino, bel controllo di Cuzzolino, recupera Jefferson che ha qualcosa da dire all'argentino. Poi c'è Esposito che si alza dalla panchina anche per dirne 4 a Cuzzolino. Jefferson continua a protestare. Calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone Unigros. Cuzzolino cerca Avellino che si sgancia all'ultimo istante da Jefferson. Ancora Cuzzolino forte sul primo palo, Micoli smanaccia perché c'era nei paraggi Calderolli. 9:48 alla fine della partita. Coco sinistro, non trova la porta, suolata e calcio di prima intenzione per Coco Wellington. Nicolodi fa ripartire il Real. Festuccia non ha ancora fatto alzare Joao Signo, che ha già indossato la maglia del portiere di movimento. Attenzione qui all'inserimento di Jefferson, grande intervento di Luciano Avellino, pulito nell'area, recupera il pallone, fa ripartire l'Acqua e Sapone. Coco che poi prova a cercare proprio in mezzo l'argentino. Calderolli recupera il pallone, va giù, colpito da Jefferson, gli arbitri non fischiano, Kakà riparte, va lungo Kakà, si becca un cartellino giallo per simulazione che è solare. Qui davvero ingenuo Kakà, un giocatore di grande esperienza, è un trucchetto invece di bassa lega. Almeno se queste erano le sue intenzioni, forse no, forse è solo caduto e l'arbitro ha esagerato. Non vogliamo pensare che Kakà abbia simulato, perché conosce troppo bene il gioco per capire che questa caduta era da giallo. Quindi ammonito anche Kakà, è il secondo ammonito del Real dopo Gonzalo Abdala. Sono 3 gli ammoniti dell'Acqua e Sapone, tutti nel primo tempo: Murillo, Cuzzolino e Avellino. Nove minuti alla fine, Micoli palla tra le mani, fa ripartire il Real. Nicolodi, Abdala,
È il momento di Josinho, portiere di movimento. Si gioca anche questa carta festuccia, 8 minuti e 40 per cercare di rientrare in partita. Jeff guadagna metri, sale. Kakà gestisce il pallone. Josinho, il velo per Abdallah, poi pallone all'indietro ancora per Kakà, stop di petto, palla a terra, guarda i compagni. Josinho ancora per Kakà, sono loro due i registi arretrati, poi Josinho si allarga a sinistra, Kakà gioca a destra invece con Jeff, tenuto da Calderolli che sporca il pallone in fallo laterale. Va giù Cuzzolino, mani faccia per Cuzzolino, si tocca il flessore della coscia sinistra, vediamo se si tratta solo di un crampo, probabilmente. Intanto il dottor Nicola Iannacone, il fisioterapista Daniele Ulisse si prendono cura del numero 7 argentino. Vedremo se dovrà prendersi una pausa dalla partita. Esce Cuzzolino, torna in campo Gabriel Lima, 7 minuti e 45 alla fine della partita, tutti da seguire. Partita che non ci ha concesso nemmeno una pausa. Qui Jeff calcia addosso a Lima, protesta Avellino perché l'arbitro stava assegnando l'angolo, ma Morabito di Vercelli viene rettificato dal collega Oliviero Di Pesaro e rimessa dal fondo per l'Acqua e Sapone. Qui sulla parallela Avellino si fa anticipare da Nicolodi, è tornato tra i pali Micoli, ma Josinho è lì in piedi a fianco a Festuccia, pronto a tornare. Qui Kakà, bel numero su Mammarella, va ancora giù Kakà, è già ammonito, accentua la caduta. Protesta con l'arbitro Kakà, protesta Mammarella perché dice all'arbitro che Kakà va sempre a terra, rischia anche un rosso per doppio giallo per simulazione Kakà. Mammarella ride con il giocatore con cui ha condiviso anche partita in nazionale. Intanto c'è di nuovo Josinho, portiere di movimento, largo a sinistra, 7 minuti alla fine da questo istante, 3 gol da rimontare per il Rieti. Josinho, numero su Coco, va a raddoppiare Avellino, Coco gli calcia la palla addosso, è rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, Avellino calcia subito per Lima che cerca la porta, c'è Jeff, poi Coco, capisce tutto. Qui c'è un'entrata di Nicolodi da dimenticare, pessima entrata di Nicolodi, molto pericolosa su Calderolli, ammonito Nicolodi. Ricomincia l'azione del Rieti con Jeff, gestisce il pallone,
Nicolodi largo sulla destra, Jeff chiede ai giocatori della sua squadra di muoversi, poi Jefferson, Murillo allontana, permette al Real di ricominciare l'azione offensiva del 5 contro 4. Jefferson tutto largo sulla sinistra, calcia debolmente con la punta, Mammarella serve Lima che scavalca Jeff, poi torna Nicolodi a spazzare sul soffitto del Pala Santa Filomena, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone in attacco, poi De Oliveira e Murillo non si capiscono, c'era spazio per colpire. 5 minuti e 50 alla fine della partita. Jefferson fa uscire il Real dal pressing, poi si allunga questo pallone buono in verticale di Jeff, fallito il primo controllo, è tutto semplice per Mammarella. Riparte ora l'Acqua e Sapone, De Oliveira molto bene di suola con Murillo, Coco tenta la giocata d'alta scuola, la manca per una questione di millimetri. Allora di nuovo azione offensiva del Real, di nuovo portiere di movimento con Joao Signo. E lui a avere il pallone sulla sinistra, giocarlo con Kakà che fa ripartire Jeff, che funge sempre da ultimo. Guadagna metri, poi Nicolodi, Mammarella abbassa la saracinesca, palla in angolo. De Oliveira ruba il pallone decisivo, poteva chiudere la partita, calcia un metro fuori dallo specchio della porta che era rimasta vuota, c'era solo Jeff sulla tre quarti. Ora torna Micoli tra i pali, 4 minuti e 45, Lima recupera su Jefferson, De Oliveira ancora scambio con Lima che guarda Murillo sul secondo palo. Molto interessante questo pallone ma non filtra, e qui l'arbitro Oliviero Di Pesaro va a caricare un fallo al Rieti. Sono 3-1 adesso i falli. Lima lungo per De Oliveira, controllo di De Oliveira, tiro rimpallato, poi Nicolodi fatica a controllare ma ci riesce, riattiva di nuovo Jefferson. 4 minuti e 20 alla fine del tempo, c'è di nuovo Joao Signo in campo, le squadre sono un po' lunghe. Poi Mammarella decide di fare tutto da solo ma Joao Signo ribatte il suo tiro, c'è un caos nell'area risolto dal tiro di Jefferson e dalla parata col petto di Gabriel Lima. Jefferson protesta con Oliviero ma questa protesta è assolutamente e chiaramente inefficace perché il controllo di Lima è col petto. Ci prova Jefferson, poi il passaggio di Jeff fuori misura, deve tornare tra i pali Micoli. 3 minuti e 55 alla fine della partita. De Oliveira controlla questo pallone, lotta proprio con Jeff, vince lui la lotta, poi Murillo, bella palla per Gabriel Lima, stop di petto rovesciata, la mano di Micoli e la traversa, negano a Gabriel Lima il gol della settimana. Il quarto fallo dell'Acqua e Sapone adesso fa respirare il Real che torna in campo di nuovo con il 5 uomini contro i 4 di Perez. 3 minuti e 30. All'Acqua e Sapone basterebbe rubare un pallone e fare gol nella porta vuota per chiudere questa serata in anticipo, invece il Real cerca il gol che può ancora riaprire la serata. Gabriel Lima, lo specialista dei gol a porta vuota, 4-0. La serata dell'Acqua e Sapone finisce in anticipo come avevamo detto, 16:46, 4-0.
Si torna in diretta, c'è ancora Jairzinho che aspetta la possibilità di entrare, ma il possesso è dell'Acqua e Sapone, che ha realizzato il poker con Gabriel Lima. (4-0), 2 minuti e 50 ancora da giocare. Il tentativo del Rieti. Calderolli, esce di nuovo Micoli e torna Jairzinho in maglia gialla. Manovra ancora Jeff con Jairzinho, 2 minuti e mezzo, le speranze del Real adesso sono davvero ridotte a un'ultima fiammella. Ci vorrebbe un gol proprio immediato, ma diventa difficile. De Oliveira giostra col pallone, scambia con Calderolli, Calderolli parallela, ancora De Oliveira. Voleva servire Ercolessi sul palo opposto, De Oliveira ha guardato in mezzo. E poi De Oliveira sul tiro di Ercolessi, non perfetto, arriva in corsa come un treno ed entra in porta col pallone. 5-0. Il Rieti ha probabilmente abbandonato le speranze di rimontare. 1 minuto e 53 alla fine della partita, 5-0, risultato molto pesante per la squadra di Festuccia nel punteggio, ma va detto, i 5 gol dell'Acqua e Sapone ci sono tutti. Nel secondo tempo la squadra di Perez ha raccolto quello che aveva seminato anche nel primo tempo. Una partita che è stata dal punto di vista delle occasioni più nette, quasi a senso unico, ma ovviamente il Real nel primo tempo, quando le gambe e la lucidità erano sicuramente diverse da quelle della ripresa, è stato ampiamente in partita. Non è riuscito a sfruttare il vantaggio dei 5 falli dell'Acqua e Sapone, durato parecchi minuti. Uscito da quel momento di difficoltà, la squadra di Perez è rientrata nella ripresa con il piglio della grande squadra, ha segnato subito il raddoppio, costringendo il Real a sbilanciarsi, quello che non è successo nella partita dello scorso 8 gennaio, quando il Real Rieti riuscì a passare in vantaggio alla fine del primo tempo per 2-1 e in quella situazione mise in difficoltà, in grande difficoltà l'Acqua e Sapone. Qui il sinistro di Coco, Ercolessi tenta lo scavino da 2 passi, Micoli a 50 secondi dalla sirena evita il 6° gol. Ancora Ercolessi, ancora lui col sinistro, poi la sterzata e ricomincia il numero 2 dell'Acqua e Sapone da Coco. 40 secondi alla fine della partita, va a terra De Oliveira, Calderolli pressa Abdala, poi arriva il raddoppio di Coco, perfetto come sempre. De Oliveira, Coco gestisce il pallone, Coco, arriva in corsa Abdala, la butta
sua panchina, i due si stringono la mano, 18 secondi e solo un conto alla rovescia. Applaude già il Pala Santa Filomena, cantano i bambini della scuola calcio. 4, 3, 2, 1, finisce qui. Acqua e Sapone Unigross 5, Real Rieti 0. Dal Pala Santa Filomena è tutto. Alla prossima sfida a fine marzo contro il Real Arzignano.